Esce dal supermercato nel quale si era recata per fare la spesa e nota un documento abbandonato sul marciapiede di rimpetto. Si può solo immaginare lo stupore della donna quando si deve essere resa conto che quella carta rappresentava un assegno da ben 64.000 euro. Il fatto è avvenuto all'esterno di un supermercato in Piazza dei Martiri e secondo quanto ci è stato riportato da un conoscente della signora si sarebbe verificato nella mattinata di lunedì. Il giorno dopo la sagra della Madonna Addolorata, questa signora mi ha detto che ha trovato un assegno di notevole entità, perché 64.000 euro, e che lei l'ha consegnato immediatamente alla forza pubblica in modo che non andasse perduto. Lei conosce personalmente la signora? Sì, lei che mi ha raccontato il fatto era abbastanza colpita dall'entità della cifra. Immediata quindi la reazione della donna, che ha subito fermato una volante della polizia impegnata in un normale controllo sul territorio per consegnare l'assegno e assicurarsi che fosse restituito al legittimo proprietario. Gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno permesso l'individuazione del titolare della somma in brevissimo tempo, il quale, presumibilmente sollevato dalla vista degli agenti, una volta ricevuto quanto aveva smarrito, avrebbe raccontato agli stessi che la somma sarebbe servita per estinguere un mutuo presso la banca. Lei era con la coscienza a posto perché aveva immediatamente dato questo documento, questo assegno alle forze dell'ordine. Un'azione davvero virtuosa e incoraggiante che ha subito ricevuto il plauso del primo cittadino. Notizia positiva finalmente, una persona che ha uno spiccato senso civico di rispetto dell'altro e davanti anche a una cosa che ha trovato che poteva anche beneficiarne, invece il dovere l'ha portata a rintracciare il proprietario. Sicuramente una storia bellissima da tenere da esempio tutti quanti e noi come città di Belluno con orgoglio perché questa cittadina è proprio di Belluno.